Udine Jump, innanzitutto specifichiamo che l'idea è stata di Alessandro Talotti. No, finita la carriera agonistica, ha iniziato la carriera di dirigente sportivo e ha voluto provare a portare a Udine le esperienze di salto in alto che aveva vissuto all'estero. Una idea condivisa con me e con l'altro grande campione che abbiamo avuto a Udine, Massimo Di Giorgio. Detto questo, appunto, mutuando quello che aveva visto in giro per il mondo, ha cercato di portare a Udine non solo gli atleti, ma anche una formula che fosse adatta a un pubblico giovane, mettendo insieme sport e musica. Ecco, quindi una visione un po' più ampia del semplice meeting di atletica leggera. Certamente in questi anni abbiamo avuto, ecco, Sotomayor, ospite fisso, adesso viene insieme al figlio. Che gareggia il figlio. Che gareggia il figlio. Abbiamo avuto Holm, qua abbiamo la Babakova, altra campionessa olimpica. No? Abbiamo avuto tutta una serie di atleti di altissimo livello e anche questa edizione si propone come un'edizione forse a livello femminile come la migliore di sempre. Diciamolo, perché chi era già tornata, ma adesso viene detentrice del record. Sì, diciamo era l'esordio forse della sua carriera da grande a Udine. È vero che aveva già vinto qualcosa, però i primi 2 metri li ha fatti a Udine. Stiamo parlando di? Di Jaroslava Maučić, no? Una atleta ucraina che quest'anno ha vinto le Olimpiadi di Parigi e realizzato il nuovo record del mondo con la misura di 2,10, una misura che anche pochi maschi raggiungono.